Perché votare la lista civica Arcobaleno Sinistra Ecologia e Libertà ad Este? Per numerosi motivi, Arnaldo. Il primo è un motivo legato al metodo. La nostra lista si è caratterizzata sin d'ora e si caratterizzerà anche in futuro perché il governo della città lo vuole conquistare per il bene della comunità. Non chiede in cambio nulla, né poltrone né privilegi di alcun tipo. Il secondo motivo è legato al programma che ha numerosi punti, ne elencherò qualcuno ovviamente. Il primo punto è legato all'ambiente. Noi continueremo il programma che abbiamo avuto finora e che ci ha caratterizzato per una politica legata alle energie alternative. Sinora noi abbiamo garantito, assieme all'amministrazione tutta ovviamente, la copertura fotovoltaica di 2 edifici pubblici, l'Unità d'Italia, scuole elementari che si trovano in via Restare e la piscina. Continueremo su questo percorso. È nostra intenzione infatti nei prossimi 5 anni coprire di fotovoltaico tutti gli edifici pubblici, ma incentivare ulteriormente anche il fotovoltaico per i privati. In questi 5 anni, grazie al cambiamento di un articolo del nostro regolamento edilizio, abbiamo garantito la possibilità di ben 100 tetti fotovoltaici. In questo modo abbiamo anche dato la possibilità ai nostri artigiani, agli elettricisti, ma anche alle aziende del territorio di poter lavorare su questo settore. In secondo luogo, uno dei punti qualificanti del nostro impegno sarà senza dubbio l'estensione del teleriscaldamento. Oggi il teleriscaldamento targato SESA, società all'interno della quale il Comune ha il 51% delle azioni, riscalda già 9 grandi utenze, tra cui le scuole elementari e medie di Ospedaletto, il municipio di Ospedaletto, ma anche il Collegio Manfredini ad Este, l'ospedale civile, la caserma dei Vigili del Fuoco. Continueremo su questo perché vogliamo portare, sempre assieme al candidato sindaco Piva, vogliamo portare il teleriscaldamento anche ad altre grandi utenze, la RSA Santa Tecla, le scuole Unità d'Italia e il Fermi che si trova alla Restare e poi ancora il Patronato Redentore, ma offriremo anche ai privati questa possibilità ed nel nostro programma ci sono ben 200 privati allacciati al teleriscaldamento. Sono interventi importanti ma sono seri e sono credibili, non vendiamo slogan come fanno i nostri avversari, cerchiamo di fare un programma che sia fattibile nei prossimi 5 anni e che incida in modo concreto sulla qualità dell'aria e quindi anche sulla qualità della vita dei nostri cittadini. Beatrice, perché non votare la candidata della Lega Goisis? Allora, i motivi io direi che sono numerosi. Possiamo sceglierne alcuni, altrimenti la lista sarebbe lunghissima e potremmo parlare per ore. Il primo perché la Paola Goisis ragiona per slogan. Allora, il primo problema per la Lega Nord è la sicurezza ad Este. Vogliamo far ridere? Dov'è il problema della sicurezza ad Este? È uno dei centri più tranquilli dal punto di vista della microcriminalità che l'Italia abbia mai conosciuto. Il secondo perché ha promesso che se verrà eletta riaprirà al traffico via Matteotti, insomma un ritorno al Medioevo prossimo venturo. Non è vero che l'isola pedonale in via Matteotti crea problemi al commercio del centro. Una prova, basta solo andare a vedere la differenza che c'è tra i bar aperti in via Matteotti e quanti giovani li frequentano e i bar aperti in altre vie che sono soffocate dal traffico, hanno auto a destra e a sinistra che corrono davanti. Notoriamente i bar del centro sono frequentatissimi, gli altri bar a malapena riescono a sbarcare il lunario. Allora che cosa ci stiamo raccontando? Terzo motivo. Impianto di Pollina. La signora Goisis va a vendere in giro fumo ancora una volta dicendo che se lei verrà eletta si risolverà il problema dell'impianto di Pollina di Motta. Allora io mi chiedo perché non ha già risolto il problema dell'impianto di Motta. Intanto in regione ci sono la Lega Nord, il presidente Zaia è leghista doc mi sembra,
e c'è pure il PDL che la sostiene in questa campagna elettorale. Allora, tanto perché si sappia, è la Lega Nord ed è il PDL che hanno votato a più riprese il permesso alle aziende agricole Menesello di poter realizzare l'impianto di Motta. Ma la Goisis che cosa sostiene? Dice ancora che se lei verrà eletta farà un accordo con i titolari dell'azienda e risolverà la questione. Lo sapete come? Portando la Pollina magari in Sesa. Perché la comunità deve risolvere un problema che appartiene a un privato? Punto di domanda. Allora, terzo motivo per cui non si può e non si deve votare la candidata leghista. Lei ci dice che farà beneficenza alla comunità nel caso venga eletta. Cosa significa? Che lascerà lo stipendio di sindaco e si terrà esclusivamente quello di parlamentare. Allora facciamo chiarezza, perché le bugie sono corte anche in questo caso. Intanto la signora Goisis lascerà lo stipendio di sindaco perché lo prevede la legge, ok? In secondo luogo, se proprio ha questa esigenza di fare beneficenza alla città, perché non lascia lo stipendio di parlamentare? Saremo molto felici di farla vivere anche lei come qualsiasi altro comune mortale.